Questo programma è offerto da Aspiag de Spar. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento del mercoledì. Come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ospite questa sera, è da un po' di tempo che non veniva a trovarci, è il sindaco di Padova, Sergio Giordani. Buonasera signor sindaco. Buonasera a tutti voi. E ovviamente avremo molte cose da chiedere, sapete la notizia di oggi dell'iscrizione all'anagrafe del Livoriano, quindi parleremo di questa cosa, parleremo del tram dove sono venute fuori molte polemiche, parleremo anche dei progetti, dei programmi futuri per quanto riguarda la città di Padova, quindi un consiglio, seguite questa puntata perché davvero sarà un sindaco a ruota libera. Prima però di iniziare a chiacchierare con lui andiamo a vedere il nostro amico assessore Luciano Contin cosa ci racconta. Un saluto a voi in studio, grazie della linea. Qui accanto a me al Minuto Politico non poteva mancare anche questa sera l'assessore Ciano Contin. Senz'altro. Lei è felice di essere qui con me, immagino questa sera. Un trionfo, caro sempre essere in sua compagnia. Sì, io un po' meno, insomma... devo dire la verità, perché abbiamo sempre solo lei come ospite, però vabbè. No, non è un complimento. Assessore, veniamo subito al dunque. Senz'altro, quali sono stati i momenti più difficili nella sua carriera? Guardi, un momento difficile l'ho intraversato proprio settimana scorsa. Mi trovavo in ora tarda in comune, non c'era nessuno a cui chiedere un aiuto e dovevo fare una fotocopia fronte e retro. Cioè questo è il problema grosso che avevate in comune? Fare una fotocopia fronte e retro? Tutti hanno il problema di fare fotocopie fronte e retro. Ci sono delle fotocopiatrici che ormai lo fanno in automatico. Non neanche a Salvatore Arranzulla non Ma cosa dice? Lei ha una fotocopiatrice che lo fa in automatico, gli dà la funzione e lo fa. E a nostra se vecchia te che a fare. Stampo pagina 1, no, dopo apri cassetto e metti a su e te che sempre il dubbio poi a metterla con le parole che guarda in alto e con le parole che guarda sotto. Sì, proviamo. E te metti quelle parole che guarda da sopra. Naturalmente. Te schicchi, te stampi pagina 2 e vi fuori insieme delle parole dest'altra, guarda che impara. E ora ristampo pagina 1 un'altra volta, stavolta che impara che metto de schina. E schiaccia stampa pagina 2, ma viene storta che te a girarla, no? Sì, perché deve guardare anche come mette il foglio. E come fai a capire? Se è impossibile, dopo una risma di carta alla fine come ha risolto? Non ho risolto perché ieri finito anche al toner sto maledetto. No, scusi, quindi la fotocopia fronte e retro come l'ha fatta? Ho fatto niente, lei lo sa che in un ambiente di lavoro la seconda causa di bestemmie è la scritta toner concluso, cambiare toner. Io non ci credo, poi quale sarebbe la prima? La prima è carta esaurita, però non sulla stampante, in bagno. Per piacere, assessore, per piacere. In modo risolto con stampare pagina 1, con stampare pagina 2, qua aprite e ho portato l'avvocato per fare carte, e abbiamo da fare il patteggiamento per una causa. Scusi, questa fotocopia fronte e retro era un documento importante per un patteggiamento. Abbiamo una causa. Che patteggiamento avete? Quello sempre col don della parola? No, un'altra con un cantante, che ho un problema con un cantante. In che senso? Cioè, che cosa avete combinato? Se lo conosci, Miguel Bosé. Beh, sì, certo che sì, lo conosco, è un artista straordinario, artista internazionale, ma veramente lo conosco da sempre, seguo anche. Siamo in causa con Miguel Bosé. Ma per quale motivo siete in causa? Perché ha fatto un concerto, non vogliamo pagarsi, ragazzi, Maria Vergine. Come mai? Scusi, se ha fatto un concerto, ha fatto il suo lavoro, non lo pagate perché non dovrebbe arrabbiarsi. 15 persone ieri poteva portare anche a Pisete che ha cattato scusa del maltempo, no? Che c'era maltempo, freddo, che pioveva, ma dai. Scusi, assessore, perché voglio dire, e quando l'avete organizzata questa data? Martedì sera a febbraio. Ma lei un martedì di sera a febbraio, ma come brutto tempo, l'avete fatto all'aperto? Sì, all'aperto, ieri anche a Carnevale, ieri a festa dell'asilo, ieri è fritto e gratis, se uno sceglie, scusa... Sì, certo, c'è tra Michele Bosé, fritto, immagino, però abbia pazienza, assessore, cioè... lei un minimo di promozione l'avrà fatta, immagino. Certo che l'ho fatta, ho gradito il prete ammessa di 11, scritto nel foglietto, ripetuto a fine di ammessa, col microfono che ha detto
Mi raccomando, ricordatevi martedì sera, il campetto della parrocchia, c'è un concertino musicale di Miguel Bosè, ecco, partecipiamo, sai così si dice? Sì, è carino, è bello per la comunità. No? Ma scusi, ma doveva fare qualcosa di più incisivo, abbia pazienza. Abbiamo scritto sulla chat delle mamme dell'asilo, che abbiamo picca via un manifesto in centro anziani, quello che era nelle nostre possibilità abbiamo fatto e sai cosa ci è costato? E tutta la cena di tutto lo staff, 30 persone che toccano anche da mangiare, guarda, un disagio. Ma ovvio che sì, ma fa parte credo del contratto, cioè se lei ma poi scusi assessore, cioè, se mi permette, non è questo il modo per fare comunicazione, è normale che poi vengano 15 persone e siano tutte quante alla festa dell'asilo, cioè lei mette un manifesto, vanno messi molti più manifesti, volantini, brochure, è importante comunicare così. E chi c'è che doveva farlo? Non lo so, chi doveva farlo? Mi dovevo farlo. E perché non l'ha fatto? E il toner, ieri è finito il toner, non mi capivo altro, cosa voleva fare? Va bene Giorgio, niente da fare, anche questa puntata di Minuto Politico finisce qui, a voi la linea. Senz'altro. Sì, senz'altro, assessore. Ma anche lei, ma io non alla so. fine pare che abbiamo fatto questo patteggiamento, pare che siamo messi d'accordo. Oh, gli date il cachet. Oh. No, mi dai drie schede a cena, non ho capito, tutto che la gente ha. Nemo. Saluto a voi. Salutiamo anche Marco Pipo, ovviamente, che oltre ai sketch nella nostra puntata di Primus vanno in onda tutte le sere prima dell'inizio della nostra programmazione appunto serale. Allora, ospite avete visto è il sindaco di Padova Sergio Giordani e sono molti i temi che tratteremo questa sera, alcuni molto scottanti, cercheremo di capire di più con il sindaco. E il primo è quello di oggi, che riguarda l'iscrizione all'anagrafe delle richiedenti asilo del Livoriano. È successo un finimondo a livello nazionale, addirittura il prefetto di Padova ha chiesto l'acquisizione degli atti e ogni altra informazione a proposito dell'iscrizione all'anagrafe di un richiedente asilo da parte del Comune. L'obiettivo è verificare la corretta applicazione del decreto sicurezza. E poi Salvini dice: io sono al fianco dei sindaci, ma mi aspettano che applicano la legge, e quindi lo dice il Ministro dell'Interno. Ecco, com'è la situazione, signor Sindaco? È molto semplice. Allora, partiamo da aprile, abbiamo cominciato a studiare questo problema, perché c'è stata questa richiesta. Avvocati, avvocatura interna, funzionari, i nostri assessori, abbiamo cercato di capire il tutto. Non era facile dare risposte a questa cosa. Teniamo presente che nel frattempo il Tribunale di Firenze e di Bologna ha dato torto al Comune. Allora, io non faccio politica nel senso stretto del termine, non sono contro nessuno, anzi sono per rispettare sempre la legge. Io la rispetto in maniera ossequiosa la legge, non ho mai transato su queste cose, perché non faccio azione politica. Però non posso nemmeno non difendere il Comune di Padova. Il giorno 17 era l'ultimo giorno, lunedì scorso, e di conseguenza se io non applicavo questa disposizione avrei rischiato che chiedessero danni al Comune, come è successo negli altri Comuni. La legge non è chiara e di conseguenza lascia a interpretazioni. Di conseguenza io mi sono preso la responsabilità, non ho fatto fare il funzionario, mi sono preso io la responsabilità e ho accettato l'iscrizione. Che sia chiaro, qualora intervenisse un'autorità superiore, io cambio, cioè mi allineo perfettamente a quello che viene detto. Io sono per rispetto delle leggi. E non si poteva, mi scusi Sindaco, chiedere prima all'autorità superiore se era tutto giusto quello che lei ha fatto? Da aprile che aspettiamo, per cui se domani mattina la fanno, dopodomani la fanno, io sono qua. Quindi voi avete richiesto all'autorità superiore? No, io non ho richiesto niente. Io ho parlato con l'ANCI, ho parlato con i colleghi, ho parlato con i sindaci, sono tutti imbarazzati. In questo periodo vedrete che molti fanno questa operazione. Devo dire che stiamo parlando di 3, finora 3-4 persone, che sia chiaro, non centinaia di persone. Ma può aver aperto una strada? No, sono pochissimi. Ma direi questo, c'è un altro discorso di sicurezza. L'anagrafe serve, oltre ai suoi compiti, è anche per sapere chi c'è a Padova, dove sono. È un problema di salute, di sicurezza. Per cui non è un atto politico, non è contro nessuno, non è nemmeno contro il governo, contro qualsiasi partito. Io sto solo interpretando la legge, punto.
Ma non è molto chiara la legge, mi sembra di aver capito. No, ma oggi mi ha intervistato anche una radio nazionale, loro stessi come apertura hanno detto la legge non è chiara, di conseguenza molti sindaci stanno facendo queste cose e ne faranno in continuo. Per cui mi aspetto chiarezza dalla legge, quando faccio chiarezza mi adeguerò, punto. Ecco. Io ho una fortuna, non ho partiti politici alle spalle, io sono un civico. Guido una collezione di centro-sinistra, ma questo non vuol dire assolutamente niente. Non sono contro nessuno. Beh, vuol dire perché ha un'impronta, insomma. No, io un'impronta non ne ho, io un'impronta ne ho. Non ho nessun capo politico che mi può dire cosa fare, punto. Io faccio le cose come ritengo giusto poi farle. Per cui io ho agito in piena serenità. Ripeto, ma mattina la legge è chiara. Benissimo, fare una legge chiara, io me ne adeguo, non è un problema. Ecco, però se questo, la legge, come sempre qui in Italia, avrà dei tempi burocratici lunghissimi e sono bravissimi a fare i decreti legge, non c'è problema. E arrivano degli altri richiedenti asilo, cosa farebbe? Saranno pochissimi. Cioè, dare l'iscrizione anagrafe. Per dire, una città grande e importante come Palermo, finora sono 15, stiamo parlando di numeri irrisori, non c'è problema. Ma secondo lei perché? È solo un principio. È solo un principio che va assolto, tutto qua. Ma un principio non politico di giustizia. Cioè, mi spieghi cosa vuol dire di giustizia, sindaco? Non è un atto politico. Ho capito. Non è un dato. Quando uno fa richiesta sotto questo aspetto e la legge non dà chiarezza su queste cose, io sono costretto a applicare la legge. E perché gli altri due comuni non hanno... Non l'hanno applicata, sono stati condannati Bologna e Firenze. Il Tribunale di Bologna sono stati condannati. E cosa hanno avuto come penale? Non so, sanzioni amministrative. Sanzioni amministrative. E quindi io devo proteggere Padova da queste cose. Il mio rispetto per Padova in termini economico è questo, ed è importante. Quindi se nei prossimi giorni ci saranno delle novità... Io cambio, dov'è il problema? Certo, lei praticamente ha rispettato la legge, quindi mi sembra talmente semplice che è inutile neanche continuare a parlarne da come... Anche perché gli altri comuni stanno facendo tutti quanti, moltissimi, molti non lo fanno perché sono centrodestra, quelli di centrosinistra non lo fanno, ognuno interpreta come vuole, non c'è chiarezza, di conseguenza questo succede. Quando faranno chiarezza mi adeguo. Senta, non è contro nessuno, non ho ideologie, su questo voglio essere chiaro. Senta, prima nell'anticipare questo ragionamento ha detto io sono un sindaco civico, faccio parte di una coalizione di centro-sinistra, l'altro giorno c'è stata la presentazione dell'illuminazione in zona Arcella e il vice sindaco non è venuto a presenziare. E si dice perché c'è stata un po' di polemica perché non ha fatto quello che voleva lui, cioè che all'interno di questo lavoro, spieghiamo, visto che per fare questo lavoro, ha detto il vice sindaco, c'è il maggior costo è la manodopera. Quando vanno su due uomini su un palo, ha detto invece che fare solo e cambiare il faro, potevano fare altri lavori e quindi non è venuto per protesta. Risulta questo? Non credo per protesta. Io so che un gruppo di lavoro è andato avanti 9 mesi, alla fine non ho visto nessun risultato, ho preso in mano la situazione, l'ho fatto io, punto, finito. Tante parole, tante chiacchiere non serve, bisogna fare cose concrete e cose concrete quando vedo vengono fatte le faccio io, risolto il problema. Tutto può essere fatto meglio, non c'è niente che non può essere fatto meglio, però queste sono abilitate a qualsiasi cosa da fare. Io l'ho fatto nel rispetto delle norme, nel rispetto dell'equilibrio economico, senza spendere un euro, perché il risparmio va girato a chi ha fatto l'impianto. Per cui tutto può essere fatto meglio, però bisogna fare le cose. Quindi tutto normale, non c'è nessun problema? Quando vedo che qualcuno fa le cose me le faccio io, chiaro? No, chiedevo se c'era un po' di diatriba tra lei. No, non c'è nessuna diatriba. In effetti io quando le faccio questa domanda sono sicuro che la risposta è questa, io posso Non c'è nessun problema. Quando la macchina amministrativa è lenta e mi prendo le mie responsabilità, nel senso è colpa mia quando siamo lenti. E quando vedo che esageriamo coi tempi, ho soluzioni diverse, me la faccio nel senso prendo i tecnici e vado avanti io. E quindi risolto il problema. Quindi con il vice sindaco tutto d'amore, d'accordo, non c'è. Una bravissima persona. Non mica ci mancherebbe. Un buon rapporto di amicizia. Va bene, abbiamo anche Ogni tanto sono piccole discussioni, ma ce l'ho con tutti le discussioni, nel senso
piccole, no, sono mica, è normale, umano che ci siano discussioni, ma discussioni sotto l'aspetto positivo per il bene della città, in giunta, in consiglio, non ho problemi, tutto funziona, io sono contentissimo degli assessori, sono veramente contento, lavorano con passione, con voglia di fare, c'è un clima bellissimo, non ci sono mai problemi. Ovviamente ogni assessore porta acqua sul mulino, nel senso ognuno mi tira per la giacca perché vuole più soldi, perché vuole più disponibilità. Io sono costretto al mio ruolo a essere equilibrato, ma stiamo andando avanti benissimo, non c'è nessun problema. Bene, abbiamo chiarito anche questa tematica, visto che è uscito sui giornali che... No, neanche letto, francamente. Non sapevo che era sera qualcosa non ho molto tempo per leggere, la sera leggo, probabilmente stasera leggo. Va bene, senta, invece un altro tema scottante per quanto riguarda è il tram. È un tram che uno lo vede e ci sembra molta gente. Inizialmente era proprio il concetto del tram che una parte, quasi tutta l'opposizione, un attimino la criticava nel dire il tram è obsoleto, vecchio, ma mi sembra di aver capito, e mi corregga se sbaglio, che è questo tram che non funziona bene. Ecco, va spesso fuori, va... Questo tram funziona benissimo. Allora andiamo a vedere il servizio e poi ne discutiamo. Vediamo il servizio. È passata poco più di una settimana dall'incidente del tram avvenuto alla Guizza a poca distanza dal capolinea e ancora le cause del deragliamento non sono state accertate. L'USTIF, l'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi, organo periferico del Ministero dei Trasporti, che ha aperto un'indagine sia sul percorso che sui convogli, ha dato tempestivamente il via libera per la ripresa del servizio, imponendo il limite di velocità di 40 km all'ora. Ed effettivamente il mezzo ha ripreso a percorrere il suo tragitto, registrando però degli stop in diversi punti del percorso. Così è successo per esempio dopo sole 2 ore dalla ripartenza post-incidente in corso Vittorio Emanuele. A cercare di far luce sul deragliamento anche una commissione ad hoc che comprende, oltre a tecnici di Bus Italia, azienda che ha in concessione la gestione del sistema tranviario e come tale deve farsi carico delle manutenzioni e delle riparazioni, da tecnici di Ferrovie dello Stato e da esperti del comune. Non ci sono dubbi che il mezzo piaccia, se non a tutti, a molti padovani, e non potrebbe essere diversamente, vista la comodità, le corsie preferenziali su cui corre, che ne garantiscono una certa puntualità, e la presenza dell'aria condizionata, un punto di forza non da poco, soprattutto nei giorni afosi come questi. Di contro è altrettanto innegabile che ci siano anche padovani contrari alla realizzazione di altre 2 linee del serpentone blu, in modo particolare i cittadini che vivono nelle zone coinvolte dal futuro passaggio dei mezzi, Volta Barozzo in primis. È obiettivo di tutti scongiurare il ripetersi di episodi simili a quello accaduto il 10 giugno. Quello che conta è la sicurezza dei cittadini, che non deve essere messa a repentaglio dall'utilizzo di mezzi che possano essere obsoleti o non adeguatamente manutentati. Ha fatto un sospiro nel vedere il servizio? Ha fatto un sospiro perché quella sera era un consiglio comunale. Devo dire, quando mi ha detto il tram deragliato ho preso paura, sono andato a vedere e sono stato lì a capire quello che è successo. Per fortuna non è successo niente, è andata molto bene. Poteva essere anche un... Poteva succedere un grave incidente che non è successo, non è successo, punto. Il tram, bisogna fare il rapporto quanti chilometri fa, il rapporto agli incidenti praticamente è zero. È come quando cade un aereo, dice ma è pericoloso, sì, è il mezzo, l'aeroplano parlo, è il mezzo che è rapporto ai passeggeri, è più sicuro in assoluto, è molto più pericolosa l'automobile. Questo è un mezzo sicuro. Le cause che ci sono state, non lo so, obiettivamente, c'è una commissione di indagine da parte nostra, ho fatto una lettera a APS, a Bus Italia, in cui voglio sapere il perché è successo, difatti nessuno lo sa ad oggi, è stata la manutenzione, imperizia, non lo so, nessuno lo sa, per cui non faccio accuse a nessuno, non ho nessuna intenzione di fare accuse. È un mezzo che riteniamo come amministrazione comunale valido, ma valido non perché abbiamo detto in campagna elettorale, perché siamo innamorati del mezzo, è un mezzo che assolve un tot di persone ora come trasporto. Non siamo innamorati del mezzo in se stesso, ma finché qualcuno, voi sapete, dico una cosa, il tram è su via guidata. Il codice stradale italiano permette di andare su via guidata 24 metri, se no bisogna farlo 16 metri. Oggi
ipotesi, prendiamo un filobus, non possiamo fare un filobus a 24 metri, perché non è consentito dal codice stradale. Vabbè, basta metterne 2 di più. No, vieni fuori la coda, non c'è nessuno, non c'è nessun mezzo che ha la capacità di questo. Adesso, noi faremo questo, per cui mi auguro che in 3 anni sia terminato tutto il lavoro. Il prossimo, non è detto che sia questo, può essere che con la tecnologia, col cambio della codice statale, può essere tantissimo, può essere che sia un altro mezzo. Noi abbiamo chiesto un finanziamento, non per il tram, abbiamo chiesto un finanziamento per un mezzo su via guidata per una certa cifra. Non abbiamo detto il tram è PIN qualcosa, non sappiamo nessuno, chissà cosa c'ha tra 5, 6, 7 anni di tecnologia. Quello è quello che dicevo prima. Cioè? Prima all'inizio della presentazione ho detto la gente non è che non sia felice del tram, certo. Non è felice di questo tram. No, non ha capito niente, mi scusi, non ha capito, o mi sono spiegato male io. Può essere che non abbia capito io. Può essere che mi sono spiegato, sicuramente mi sono spiegato male io. Allora, questo tram è un successo, a tutti, basta vedere quante persone ci sono, va benissimo. Non crea nessun tipo di problema. Però scusate, dicono che è obsoleto, per questo dicevo non ce ne sono altri tipi, punto, non c'è niente. Noi, se mettiamo autobus elettrici, vuol dire fare la coda di auto per raggiungere questa capacità di trasporto orario. Non ci sono altri tipi di tram, mi scusi sindaco, no, che no. Non di filobus. No, ci sono, mi sono spiegato. C'è con il doppio binario, ma non possiamo invalidare tutto quello che è stato fatto finora. Siamo costretti ad andare via con questo binario, con un monorotaia. C'è una sinergia da rispettare in termini economici. Per cui la scelta è buttare via tutto quello che è stato fatto e ricominciare da capo. Sono cifre che non abbiamo neanche, non possiamo permetterci di farlo e sarebbe antieconomico per la città. Continuare con questo e non c'è alternativa oggi, ma è un mezzo sicuro, veloce, efficiente, ai padovani piace. Terzo punto. L'alternativa oggi non c'è. Se ci fosse, non siamo contro i mezzi elettrici, magari ci fosse un mezzo elettrico da 24 metri che può portare queste persone con questa capacità, deve essere chiaro, se no facciamo tanti autobus, uno dietro l'altro elettrici, ma non serve niente questa cosa qua. Quindi il prossimo tram è questo è certo, entro 3 anni mi auguro che sia anche operativo. Il tram prossimo può essere che sia questo, può essere che sia un altro, noi abbiamo chiesto finanziamento, vediamo cosa ci sarà, non lo sappiamo, la tecnologia cambia talmente velocemente che è impossibile dirlo. Primo. Secondo, può essere che il codice stradale cambi, se cambia il codice stradale cambiamo anche noi, ma oggi noi ragioniamo con queste disposizioni, non siamo innamorati di niente. Senta, il tram è in perdita e comincia, non dico a guadagnare, ma a ridurre i costi. Com'è la situazione economica del tram? Del tram solo? È costoso, decisamente costoso. Sentivamo che la manutenzione ha un prezzo altissimo. La manutenzione è alta, costa tanto, però bisogna sempre fare il rapporto al servizio che fa. Quando diciamo, hai fatto 2 o 3 incidenti, sì, facciamo il calcolo, in quanti anni, 10 anni, quanti chilometri ha fatto, quanti incidenti ha avuto, incidenti non fermi, perché sono 2 cose diverse. Certo, può uscire, il prossimo che arriverà sarà con un'altra tecnologia, non sarà più questa, probabilmente faremo un revamping di questo attuale, per cui siamo tranquilli. La sicurezza è una cosa prioritaria, ma se figuriamo se non siamo sicuri della sicurezza andiamo a prendere una cosa che non è sicura. Quanti autobus hanno avuto in questo periodo? Incendi, guai, rotture? È più sicuro l'autobus? Sì, è l'immaginario, la percezione. Sono sempre percezioni. Bisogna guardare chilometri fatti, che servizio dà. Se uno fa un elenco di quanti incidenti ha avuto un autobus normale di linea, si spaventa. No, ma è la percezione, molto è percezione. E Vito non ci ha fatto una lettera un attimino così, ha fatto una lettera al Ministero di non fine a se stessi, insomma i soldi continueranno ad arrivare, insomma. Cioè, per forza. Sono solite cose politiche, io sono per la città. Va bene, andiamo a l'ho detto tante volte, io sono per la città, non ho partito, ho un vantaggio.
No, ma quando dice non ho partito, mi scusi se lo dico, tutti mi dicono il sindaco viene da te e dice che non ha un partito, però poi, gliel'avevo detto anche prima, fa parte di una coalizione di centrosinistra, dunque anche lì la percezione io non ho una tessera, io non ho una tessera politica, io non ho un capo politico. Però ha vinto, è diventato sindaco per merito del centrosinistra, della coalizione Centrosinistra, allora? No, quindi è appoggiato dal centrosinistra. Certo, allora? No, le chiedo, Certo, la gente quando ma dice... no, sto dicendo un'altra cosa. In certe mie posizioni sono verso la Lega, in certe mie posizioni sono verso il centro, in certe mie posizioni sono a sinistra. Io ragiono con la mia testa, con i miei assessori, con la mia coalizione, ragiono con loro, nel senso comune del servizio verso la città di Padova. Non ho preclusioni, molti dicono, non voglio la TAV, io voglio il treno a alta velocità che arrivi a Padova più velocemente possibile. E allora sono d'accordo con la Lega, ma non sono d'accordo. E ne hanno tolto uno al mattino invece. Questa è un'altra cosa ancora. Questa è un po' di confusione. Parlo di alta velocità. No, ho capito, però vuol dire fare Brescia-Padova, che noi facciamo il tifo assolutamente perché venga fatto il più presto possibile, perché ne abbiamo bisogno, perché così viene messa a mano la stazione, vengono fatte tante opere, ed è una cosa importantissima per Padova. Certo, non facevo confusione, solo che nel ritornare dei treni ho detto... No, ma magari la gente può capire male, Dovevo spiegarlo bene. Il treno che non c'entra nulla, quello tolto al mattino con l'alta velocità, è indubbio. Certo. Però ho collegato il treno, ho detto, e qui ce l'hanno tolto uno, era una... È vero. Era che non c'entra nulla con l'alta velocità. Noi, con tutte le categorie, con la provincia, insomma... riuscirà, ecco, non c'entra nulla con l'alta velocità, riuscirà a Padova a riavere quel treno che non è facile, io spero che l'amministratore... Perché non lo dicono che non guadagna quel treno, vero? Non capisco. Io quando lo operavo, quando c'era, lo operavo spessimo con tantissimi padovani, era sempre pieno. C'è qualcosa che non funziona, non lo so. Io spero che venga... Ma secondo lei è una scelta proprio, non ci guadagna, o è una scelta politica di toglierlo? No, non mi azzardo a fare... Io non sono un politico, per cui... No, ho capito, ma non si è fatto un'idea sua personale perché l'hanno tolto? No. Se lei dice era sempre pieno ed era usato da moltissimi imprenditori e politici che usano quella linea. Mi hanno detto che era anti-economico, però faccio fatica a crederlo, tutto qua. Allora c'erano su Compadova? No, perché dovrebbe Compadova? No, le chiedo, per quale motivo non l'hanno tolto? Non lo so, qualsiasi azienda è molto complicata la gestione. Sicuramente il Ferrovie dello Stato è un'azienda enorme in cui basta che qualcuno abbia fatto una scelta, magari è sbagliata, e dopo è difficile cambiarla. Io spero, mi auguro a presto di avere l'opportunità di parlare con l'amministratore delegato, dottor Battisti, e cerco di chiarire questo, la stazione, l'alta velocità, l'interporto. Ho tante di quelle cose da parlare con le Ferrovie dello Stato. È un'azienda importantissima in cui va di dovere da parte nostra avere un rapporto eccezionale. È quello che voglio, come con tutte quante le aziende, perché è troppo importante per noi. No, certo, era perché nel ragionamento che facevamo all'alta velocità, questo è venuto fuori che moltissimi, lei per primo, anche lei è andato a protestare davanti alla stazione, e come tantissimi altri, quindi... L'alta velocità è indispensabile, perché ci permette anche di fare ulteriori operazioni. È una cosa, non è una mia idea, è un'idea vecchia, però è un'idea bellissima, fare un boulevard sopra la stazione di Padova che unisca finalmente la Cella con un boulevard pedonale, con negozi, essere una cosa fantastica. Non lo faccio domani mattina, sono sogni, sono idee, sono sogni, sono idee, però è bello anche sognare, a me piace sognare. Non c'è la possibilità di un sindaco che possa amministrare una città oltre 10 anni, quindi entro 10 anni deve farlo, più non può farlo. Tanto io devo fare ancora 3 anni, no, e dopo vediamo. Se vuole fare un'opera di questo spessore, ovviamente... Però è bello sognare, a me piace sognare, anche fare, però è bello sognare. No, bello. Io ho immaginato una cosa del genere, una roba stupenda. Lo sa, conoscendola abbastanza bene, mi chiedo, ma come mai il sindaco Giordani, che è un pragmatico, uno rapido nelle scelte, si sta abituando a un sistema che c'è una burocrazia? Non mi abituerò mai. Però ho detto prima, quando vedo che le cose vanno troppo avanti, le prendo io di petto, primo. Secondo, non mi sto abituando. La burocrazia è difficilissimo, tra il privato e il pubblico, cioè uno non se ne nemmeno conto della differenza. Però devo dire che ultimamente i funzionari, tutti quanti, si stanno un po' alla volta abituando a cercare di far presto, perché abbiamo un dovere nei confronti dei padovani. Non è facile, però un po' alla volta rompo le scatole, vado a incentivare simpaticamente,
stanno facendo, io sono contento dei miei funzionari. Il Comune di Padova è un comune sotto l'aspetto personale in cui io non posso dire nulla. Lavorano, ho un buon rapporto di cordialità, di simpatia, c'è gente preparata. Non è vero che il pubblico è scarso, non è vero. Dipende come viene gestito. Io penso che il rapporto tra il sottoscritto, gli assessori, i funzionari sia ottimale. Sia ottimo. Me l'ha sempre detto, io non l'ho mai chiesto, lei mi continua a dirlo. Io lo continuo a dire perché io sono orgoglioso di questo. Come sono orgogliosi dei cittadini padovani, abbiamo una città splendida, con della gente splendida. Sotto l'aspetto civico non rendiamo nemmeno conto della qualità dei cittadini anche che abbiamo. Quelli che la pensano diversamente. Ma certamente, io sono sindaco di tutti, nel senso stretto del termine, io vado a fare qualsiasi cosa quando mi invitano. Vado, c'è l'inaugurazione del Gay Village, vado a fare pressione, io vado dappertutto, io sono il sindaco di tutti e così intendo fare ancora per 3 anni. Non mi interessa chi è contrario, non posso essere amato a tutti, sarebbe una dittatura. Perfetto, vediamo pubblicità, ci vediamo tra poco, abbiamo tante cose da chiedere, avete già capito questa trasmissione, tra poco.